Siamo tornati in onda dopo il momento pubblicitario. Io ricordo sono in compagnia con il signor Vito Monte e stiamo parlando appunto della sua storia da imprenditore a vivere in auto purtroppo. Allora, nel frattempo ha anche telefonato una signora che vive purtroppo nella medesima situazione, con il marito e in più anche una figlia. Però è strano perché in teoria loro, almeno come nucleo familiare, dovrebbero avere almeno qualche punteggio in più rispetto a lei, signor Monte. Ma nel frattempo stiamo cercando anche di fare una piccola sorpresa per ringraziarli proprio in diretta, questa famiglia che ha ospitato il signor Monte per qualche periodo, finché purtroppo insomma si crea quel disagio, giusto, che diceva anche, sottolineava la signora, e lei ha deciso di ritornare. Sì, io appunto ho deciso di ritornare lì perché se era un'altra situazione diversa magari sarei... Ricordo che il signor Vito vive in un'auto, vi mostro sempre le immagini della situazione in cui verte il signor Vito. Come potete vedere la sua macchina è ferma in un parcheggio di un noto supermercato in zona Guizza e lui ha tutte le sue cose raggruppate appunto nella sua macchina e quella è la sua dimora. Logicamente non la sposta perché il bollo dell'auto e tutto, l'assicurazione è scaduta e quindi attenzione che forse siamo riusciti ad avere la signora. Pronti, pronti, pronti. Signora Anna Maria? Sì, dica. Buonasera, perdoni il disturbo. Lei non lo sa, ma in questo momento è in diretta televisiva ad iReporter per te e c'è una persona speciale che so che lei e la sua famiglia avete aiutato e gliela passo qui perché la vuole ringraziare in diretta. Prego. Ciao Anna, ciao Beppi, come state? Mi pareva impossibile, solo che ti devo fare questi scherzi qua. Siamo sul numero 12, Triveneta, guardate che siamo in diretta se vi fa piacere. Ma perché non è capo, non è capo, non riesco. Prego, prego, allora, vi lascio parlare. Ti volevo salutare come sempre e volevo salutare Beppi, come sta Beppi? Beh, Beppi, insomma dai, in qualche maniera ci accavemo, dai. Ecco, vi abbraccio e vi ringrazio infinitamente per quello che avete fatto. Ma non è che te parli per queste robe qua. Ecco. Signora, infatti noi ne stiamo parlando proprio in diretta televisiva e la cosa che è bella sentirsi ma sconvolge è che è sempre il cittadino, noi insomma, tra gente comune che ci rimbocchiamo le maniche e ci aiutiamo l'un l'altro e invece chi dovrebbe aiutarci, insomma, le istituzioni non ci sono perché, sbaglio, lei ha versato contributi per 36 anni, giusto? Io li ho versati. Fino al 2010? Certo, perché prima come dipendente se li poi prendevano come direttamente, poi come imprenditori lo stesso, quindi il mio dovere da cittadino l'ho fatto, è lo Stato che non fa il dovere di Stato, perché non lo sta facendo nei confronti dei cittadini, questo è il problema. Anna Maria, ma come vi è venuto da ospitare una persona che alla fin fine per voi era uno sconosciuto? Uno sconosciuto, certo. Niente, stammi a sentire una roba solo, mica avevo mio marito che faceva anche poco bene nel frattempo. E Vito gli era in strada, gli ha detto cattivo, e siamo andati a gli era anche freddo, fate conto. Sì. Non si ha le persone per strada nel periodo invernale con nebbia, gasso, eccetera. E così come riporta qua. Sempre qua speranza che dopo trovasse... Sì, che cuore grande mi viene da dire, che cuore grande la famiglia Minozzi. Sì, proprio. Come ha detto cattivo. E quindi adesso le robe si andava lì a sistemare, però bisogna sistemare Vito. Certo. E tutto qua. Sì, quindi i problemi di salute che avevate voi a casa si sono sistemati, ma il signor Vito purtroppo non si è ancora sistemato. Vediamo se riusciamo insomma a dargli una mano. Esatto, cerchiamo il possibile, dargli una mano, Signora Anna Maria, un abbraccio, le lascio un'ultima battuta con il signor Vito per i ringraziamenti e poi la congedo. Anna. D'accordo, ciao, grazie. Ciao Anna, grazie ancora, salutami Beppi. Ma te, Vito. Ecco, mi raccomando. Se hai bisogno, siamo qua. Appena posso vi vengo a trovare, va bene? D'accordo, va tranquillo, siamo qua. Ciao Anna. Ciao. Ciao Vito. Salve signora.
Che bello, ci siamo riusciti, insomma, Sì. loro non si aspettavano niente. Sì. Chi è? Chi non è? Eravamo noi, insomma, dei Reporter per te con il signor Vito. È bello poter pubblicizzare le cose positive, perché purtroppo nei telegiornali non Certo, solo è sempre certo, tutto negativo, certo. e quando qualcuno invece fa del bene è bello poterlo dire. Vediamo un attimo se riesco a trovare un'intervista che mi ha raccolto così, quando io l'ho conosciuta, quindi con una signora appunto della Caritas, che ho scoperto poco dopo fosse della Caritas. Sentiamo il suo commento. Signor Anna, è possibile che i cittadini che comunque pagano le tasse poi vengano completamente abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni? Cosa ne pensa della storia del signor Vito? Non lo so, è una crisi per tutti, il signore là è una roba più grave, per dire, non saprei neanche cosa dire. Io sono volontaria della Caritas, tra l'altro, e situazioni così ce ne sono tantissime, capito? Adesso non così che dormi in macchina, perché dormono alla stazione, queste cose qua, capito? Cioè, no, che non è giusto, lo sappiamo tutti cosa si può fare, non lo so, capito? Non so. La signora, insomma, la signora Anna era senza parole. Ho visto. Noi poi ci siamo fermati un pochino e appunto si parlava dei pasti, perché la signora Anna è stata onesta, diciamolo signor Vito, ha detto che non è neanche facile poi dormire alla Caritas, ci sono appunto delle realtà molto particolari, molto forti, ma e se uno non è abituato... Ho provato e ho preferito dormire in macchina, perché loro poverini ce la mettono tutta Certo. per darti una mano, ma c'è gente che si presenta lì e non ha rispetto per nessuno, perché non è che si rendono conto che gli stanno dando una mano per il loro bene, fanno di tutto, si ubriacano, si bisticciano, si prendono a botte, un macello fanno. Un disastro. Un disastro. E allora io ho detto no, io preferisco allora a questo punto dormire in macchina e basta. Vuole approfittare, già che è qui, per ripetere il suo numero di telefono? Sì, perché magari qualcuno appunto le può dare o un lavoro o un appartamento per il momento, Infatti, un aiuto qualsiasi. Prego, ne approfitti. Io approfitto di questa trasmissione per dire che la prima cosa che vorrei trovare è sicuramente un lavoro. Io, come voi avete già visto sui giornali, ho fatto tanti anni la Guardia Giurata, ho fatto anche volontariato presso il 118, ho fatto imprenditore, e quindi io qualsiasi lavoro come custode, portiere, autista, fattorino, assistenza anziani, qualsiasi cosa che mi permetta di vivere dignitosamente. Il mio numero di telefono è il 327 58 30 997. Lo ripetiamo perché magari qualcuno non aveva preso la penna, non ho il tempo adesso di farlo, lo ripeto: 327 58 30 997. A questo numero mi potete contattare in qualsiasi momento, se c'è qualcosa, un lavoro, qualsiasi cosa, io sono disponibilissimo anche da domani. Si è rivolto alle istituzioni senza dire il nome, cognome, quello lì, Sì. quello là, cosa le hanno detto? Ma perché noi abbiamo detto che latitano. Allora io quando, come ho detto, quando mi sono rivolto alle istituzioni ho fatto quello che dovevo fare di prassi, ho fatto la mia domanda, ho messo tutti i documenti che mi hanno chiesto, lo sfratto esecutivo del tribunale, le bollette. Ha visto che ci sono riuscito? Ho messo il suo numero al volo in diretta, dai, che ci proviamo. Ecco, Prego. quello è il numero di telefono che potete chiamarmi in qualsiasi momento. Diceva quindi le istituzioni? Quindi le istituzioni mi hanno fatto fare tutte le carte di rito che servono per accedere al bando di concorso per l'alloggio popolare, cosa che poi ho visto che il punteggio era 0. E questa è una cosa. Ma lei si è spiegato, e la fregatura io ci tenevo, ma non riusciamo a contattarlo al telefono. Sì. Io volevo trovare anche un escamotage per aiutarla per quanto riguarda la pensione, perché noi abbiamo un attimo del gruppo editoriale TV7 riflettuto sul fatto, ma uno paga per 36 anni i contributi, sì, e non c'è modo per averli magari in anticipo, piuttosto che... Perché? Oppure, facciamo gli scongiuri, uno non ha nessuno, purtroppo per motivi di salute, tac, non c'è più, quei soldi a posto li tiene lo Stato, logicamente, per i servizi, ma quali servizi che poi mancano? Allora, io mi sono rivolto all'INPS di Padova,
mi sono fatto fare la mia visura, sì, il prospetto, per i miei contributi, risultavano versati 36 anni di contributi, a posto. Però mi hanno detto: lei per fare la domanda la deve presentare quando compie 64 anni. Certo, e adesso ne ha 58? Ne ho 58, mi mancano 7 anni, in questi 7 anni per arrivare a questa benedetta pensione, se ci arrivo, cosa faccio? Allora chiedo, una persona che ha 58 anni, che ha lavorato da quando io ho cominciato a lavorare, da quando avevo 15 anni, possibile che adesso, perché ho 58 anni, non c'è più un lavoro che io possa fare? Prego, passateci subito Luisa da Padova, sentiamo anche la signora Luisa. Signori, io conosco un po' ormai, anche se sono foresto, i veneti, sono persone generose ma riservate. Sì. Se non volete contattare il signore direttamente o noi direttamente, comunque 049 80 777, ok, 57, stavo andando dietro, eccolo qua, scusami Vito. Ok, questi sono i due numeri, o Vito o noi, per mettervi in contatto con Vito. Pronto? Pronto? Pronto, cara signora, le lascio subito parola perché qui il tempo fugge. Prego. Grazie. Pronto? Sì, a lei, in diretta, prego. Salve, buonasera. Sono la Luisa, sono una persona che Vito conosce. Ah sì, ciao Luisa, ciao. Ciao Vito, Pino. Ciao Pino. Esatto, Pino ti sta ascoltando, ci sono anche Alessia e Giulia. Grazie, ciao. Siamo qui a darti come sempre tutta la nostra solidarietà. Sì. Tieni duro, noi siamo con te, non possiamo fare più di quello che facciamo per te. Avete fatto, ecco, colgo l'occasione per dire questo. Vedi, questa Luisa e Pino, che è il marito, sono stati i primi che mi hanno dato ospitalità a casa loro, che io non li conoscevo. Sono stati i primi, proprio il secondo giorno che sono arrivato io lì. Grazie Pino, grazie Luisa, di tutto, grazie. Siamo con te, sempre e comunque. Grazie. Ciao Vito. Un abbraccio signora. Grazie a voi, grazie. Ma grazie a voi che siete così generosi, che siete gente veramente di cuore. Al posto di mi viene da dire al posto di chi dovrebbe, insomma, sempre cittadini che si tolgono il pane di bocca e lo dividono uno con l'altro. Comunque io devo dire una cosa, io sono rimasto, quando sono arrivato in quel parcheggio non pensavo di durare a lungo, ma a me la forza di andare avanti me l'ha data la gente con la loro solidarietà. Ti posso garantire, scusatemi. Vito, non ci pensare, su. Posso garantire che è dura, lo so, è tanto dura perché anch'io sono arrivato e vi assicuro ho trovato il signor Vito, oggi lo sapete, se siete andati in giro ci saranno 50 gradi e il signor Vito non ha un frigoriferino dove poter tenere magari anche le cose che poi le persone gli danno una mano, allora, e anche, io lo dico, loro mi hanno detto no, non hanno lasciato l'intervista, anche là lì che è il supermercato, so che il direttore e lo staff ti danno un po' di aiuto, ti permettono di entrare io ringrazio il direttore del supermercato Ali di Sant'Agostino, che è una bravissima persona che mi dà la possibilità di usare il bagno, di stare lì al parcheggio. Se sto andando avanti fino adesso è grazie alla solidarietà di queste persone. Poi correggimi, so che c'è anche stato un caso di umanità da parte della polizia, perché lui logicamente in teoria non potrebbe stare lì con la macchina senza sicurezza. Voglio raccontare questo episodio velocissimo perché da sopra mi stanno sgridando, ma a me velocissimo. Piace sentirti. È successo dopo qualche sera che ero lì di notte, come è giusto che la polizia fa il giro di controllo, e si ferma una pattuglia della polizia stradale. Giustamente mi chiedono i documenti, do i documenti, poi hanno visto i cartelli, si sono resi conto, mi hanno detto va bene, dice tutto a posto, se ha bisogno di qualcosa ci chiami, non esiti a chiamare il 113 se succede qualcosa. Sta per andarsene, arriva vicino alla macchina e torna indietro. Io ho preso paura perché ho detto magari ci ha ripensato. E invece?
E invece cosa hanno fatto? Di tasca loro mi hanno dato 20 euro, mi hanno detto metti la benzina perché fa un freddo cane. La polizia stradale, grandi, che grandi. Io sono rimasto di stucco, Grandi. e io le ringrazio. Grazie ragazzi, grazie. Grandi. E poi magari non c'hanno neanche i soldi per fare le fotocopie o Sì, cambiare, però loro tac. Ma questi soldi me ne andate di tasca, tasca loro, di tasca esatto, loro. di E tasca vorrei loro, che con il loro passassero stipendio. di là per offrirgli un caffè. Se siete in ascolto, ragazzi della polizia, passate da me, io Grande. vi offro un caffè con tutto il cuore. Allora, Vito, io ti devo salutare, Certo. ti ringrazio. Certo. Dopo non lo diciamo, ti riporto dove purtroppo non vorrei Va bene, riportarti. va bene. Attendi qui. Sì. Io lancio il meteo e dopodiché andiamo a parlare di un territorio in festa, ma c'è un sindaco, chiederò anche a lui perché e per come di alcune situazioni. Va bene? Si prepari. Allora, rimani pure qui, sentiamo che tempo fa. Domani mi verrebbe da patteggiare, cioè insomma esserti vicino dicendo un clima mite, perché sennò fa troppo caldo. Certo. Lancio subito il meteo, eccolo che arriva. A voi tutti ben ritrovati. Questo promontorio anticiclonico ha fatto risalire le temperature facendoci vivere un bel inizio di settimana. Le perturbazioni, vedete, correvano al di sopra della nostra penisola, molto al di sopra della nostra penisola. Attenzione però, martedì ci sarà un impulso veloce, instabile, perturbato. Non in mattinata un po' di velature, nuvole che comunque aumenteranno già entro la tarda mattinata quasi ovunque. Ma nel pomeriggio attenzione, perché potremo avere rovesce temporali a partire dai settori alpini, prealpini, poi i rovesci temporali in serata li spingeranno verso est attraversando un po' tutto il territorio. Sarà comunque un veloce impulso, vedete in serata ombrelli al seguito. Attenzione anche ai temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Dicevamo ombrelli al seguito, ma poi tenderà a migliorare già nel corso della nottata a partire dai settori più occidentali. Temperature minime attorno ai 10-13 gradi centigradi, temperature massime che comunque, visto che in mattinata le nuvole saranno comunque ancora poche, riusciranno a salire e raggiungeranno ancora una volta i 23-24, se non addirittura ancora i 25 gradi centigradi.